Una disinfestazione larvicida a tappeto all'inizio di marzo e poi altri 2 interventi in estate per eliminare le zanzare adulte in tutti i comuni. Così la Regione conta di affrontare per l'estate prossima il virus West Nile, che negli scorsi mesi ha portato a 18 decessi nel Veneto. I casi confermati sono stati 257, di cui 64 gravi, con una forma neuroinvasiva. L'ultimo contagiato risale alla fine di settembre, ma il monitoraggio, che avrebbe dovuto concludersi a ottobre, continuerà per tutto il mese in corso, in considerazione del protrarsi delle condizioni climatiche favorevoli al proliferare degli insetti. Va potenziato il rapporto con i comuni, perché ciascuno prenda coscienza, di quelle che sono le cose che si devono fare. Principalmente le disinfestazioni vanno iniziate molto precocemente, quindi nei mesi di febbraio-marzo, quindi ogni comune deve presentare un piano di disinfestazione. Prosegue anche l'attività di studio della malattia. A Venezia nelle scorse ore si sono confrontati esperti del mondo scientifico, del Ministero della Salute, delle ULSS e delle diverse regioni europee interessate dall'emergenza che ha colpito non solo Veneto ed Emilia-Romagna ma buona parte dell'Europa balcanica. Fondamentale per sconfiggere il contagio, concordano gli scienziati, è diffondere tra amministrazioni e cittadini una serie di buone pratiche. Ci vuole una manutenzione del territorio, quindi la pulizia dei fossati, il mantenimento delle aree verdi, tutto quello che può aiutare a non formare dei focolai. E poi il cittadino è venuto fuori molto forte il ruolo che ha nel ridurre i focolai larvali, nel fare in modo che nell'ambito delle proprie aree private non ci siano le condizioni perché si sviluppino nuove larve e nuove zanzare.